Eccoci rientrati in studio, cari telespettatori. Abbiamo il piacere di avere qui con noi, collegata, ma è come se fosse qui presente, Monica Grosselle, che è presidente di ANCE Padova, Costruttori Edili. Perché vogliamo fare? Intanto ben arrivata, Presidente, grazie di dedicarci del tempo. Buonasera Elena, buonasera a tutti i telespettatori. Vogliamo un po' fare il punto, come lo facciamo periodicamente, anche un po' spinti da voi che ci scrivete e comunque ci sollecitate sulle tematiche del settore, come sta andando un po' il settore dell'edilizia. Perché? Perché il settore dell'edilizia è cardine importante, ha un indotto strategico. Quando incomincia a dare segnali un po' strani, poi bisogna un po' stare attenti per tutti gli altri ambiti. È già successo a ondate in vari momenti del passato, voi adesso ci state chiedendo ma che succede, che è? E noi questa cosa la rigiriamo come domanda, come patata bollente a lei Presidente, e poi vediamo un po' di capire anche per quel che riguarda alcuni ambiti particolari, se ci sono dei risvolti diversi. Allora, ci dica. Sì. Allora Elena, come dicevi te correttamente, l'edilizia è da sempre trainante un po' per tutto il settore, per tutta la filiera. Abbiamo vissuto 2 anni, 3 anni anche buoni con gli incentivi e quindi l'edilizia ha proprio volato in questi 3 anni. Adesso, come sappiamo, l'epoca degli incentivi sembra finita, anche se dico sembra, ma spero di no, nel senso che noi siamo sempre a dire, speriamo che venga fatta, diciamo, una pianificazione in modo da rendere gli incentivi una forma strutturata, perché abbiamo bisogno innanzitutto di riqualificare il territorio, di riqualificare le nostre abitazioni, gli edifici sia pubblici che privati, proprio per gli step che ci vengono chiesti dall'Europa per la decarbonizzazione, e questo non possiamo pensare che i soggetti privati lo facciano con le proprie finanze, perché non è possibile. Quindi contiamo che venga instaurato un sistema messo a regime. Anche se per adesso non ci sono grandi prospettive al riguardo, cioè il governo è stato abbastanza, visti i conti che abbiamo, categorico a questo riguardo, no? È abbastanza rigido su questo, ovviamente il governo attuale. La manovra, come era stata concepita, anche per noi aveva delle criticità che ora si sono rilevate soprattutto appunto sulle finanze pubbliche. Ma qui aspettiamo appunto i decisori politici e confidiamo, insomma, che venga messa strutturata una forma appunto che permetta la riqualifica del territorio. Attualmente però dobbiamo misurarci con quello che abbiamo. Allora, l'edilizia si prevede appunto, soprattutto per l'edilizia residenziale, nel 2024 un freno, una riduzione del 7,4%, che è comunque una percentuale importante. Tiene comunque fortunatamente ancora l'edilizia pubblica, perché abbiamo il PNRR che ci dà ossigeno almeno fino a tutto il 2026, anche se anche lì speriamo in una proroga, perché i lavori sono molti, i soldi che ci arrivano dall'Europa sono veramente tanti e non ne possiamo perdere neanche un euro. I lavori devono essere fatti tutti e soprattutto devono essere fatti bene. Io dico sempre che per il buon costruire ci vuole il giusto prezzo, ma anche e soprattutto il giusto tempo, che con gli incentivi non abbiamo avuto, nel senso che soprattutto negli ultimi mesi c'è stato un corri-corri, un fuggi-fuggi per ultimare il più possibile, e anche questo ci aspettiamo, insomma, che porti purtroppo a delle criticità. Vedremo fra qualche mese i cappotti che sono stati fissati così e vedremo cosa succede. Speriamo che non ci siano grossi problemi, però è anche questo un grosso punto di domanda. Ecco, ma secondo lei, un po' una domanda che tanti si pongono, è mai possibile che solo poche imprese del settore dell'edilizia siano state virtuose, che abbiano fatto il salto di qualità, lasciamo stare dei lavori pubblici infrastrutturali, perché sono altri ambiti, ma anche proprio nelle costruzioni, si continua a costruire in un certo modo, solo che la differenza si fa perché si appiccicano questi cappotti, abbiamo visto anche in costruzioni nuove purtroppo, e non si impiegano materiali innovativi, si fanno investimenti relativi in questo, cioè non c'è proprio un salto di qualità nel costruire. C'era stato anni addietro e sembra quasi che si sia dai cantieri in essere nuovi, che ce ne sono, sembra quasi si sia tornati indietro. Allora, le tecnologie costruttive sono in continua evoluzione, come giustamente hai anche tu accennato.
Certo, c'è anche a volte un po' di reticenza da parte anche, forse per non conoscenza proprio magari anche delle ultime tecnologie costruttive, nell'applicazione, voglio dire anche nei capitolati Mm. speciali d'appalto, questo anche da parte dei progettisti. È un lavoro importante che dobbiamo fare tutti assieme, assolutamente, anche perché proprio quello che sta succedendo anche a livello ambientale, pensiamo, c'è chi dice adesso stiamo andando veramente verso il surriscaldamento del pianeta, quindi forse non serve neanche più il cappotto è fondamentalmente un isolante per il freddo, forse servirebbe più tornare alle murature spesse, cioè quindi voglio dire le tecnologie costruttive devono stare al passo con i tempi e i tempi cambiano velocemente. Poi il nostro tessuto imprenditoriale, parlo edilizia in generale, è fatto da molte piccole Ecco, realtà, esatto. quindi c'è anche questo da dire. C'è chi spinge per il fatto che le imprese dovrebbero strutturarsi, magari associarsi. Su questo anche le associazioni possono aiutare magari le imprese a fare questo passo, insomma anche con le certificazioni che adesso vengono chieste. Noi accompagniamo le nostre imprese in questo. Non è un passaggio facile, è un passaggio che va fatto gradualmente, appunto per non lasciare nessuno indietro, perché nessuno va lasciato indietro anche in questo. Ecco, e dal punto di vista appunto di crescita delle imprese bisogna fare una cultura, forse anche voi avete un ruolo, potreste avere anche un ruolo come associazione di categoria e fare tanta formazione. Da quel punto di vista i professionisti del settore fanno delle scuole, si specializzano oppure la maggior parte ha una certa età, visto che i giovani sembra che ne stiano sparendo e quindi per farli adoperare o anche utilizzare certe nuove tecniche, tecnologie ce ne vuole? Questa è una bella domanda perché sai Elena, io prima ero anche presidente della scuola edile, adesso un collega Enrico Fabris che mi ha succeduto ed è un argomento a me caro perché comunque la formazione è indispensabile nel nostro settore, proprio anche la formazione per le continue tecnologie. I giovani ce ne sono pochi che guardano al nostro lavoro, ma io non dispero, cioè nel senso che dovremmo, probabilmente anche questa è una rivoluzione che dovremmo fare, dovremmo cambiare anche il sistema di concepire il lavoro. Noi vediamo che adesso i giovani, scusa, faccio una parentesi su questo perché è un argomento secondo me importante da Sì, 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 trattare anche proprio in assolutamente. trasmissione per passare ai telespettatori. I giovani adesso non cercano più solo la gratificazione economica, cercano anche altre forme di gratificazione che sono magari la possibilità, come è giusto che sia, anche di socializzare, cioè quindi magari di avere un orario di lavoro contenuto, cioè non vogliono finire tardi a lavorare, vogliono magari avere sicuramente weekend liberi, vogliono poter lavorare vicino a casa perché vogliono tornare alla sera dalla propria famiglia, dai propri amici, quindi anche in questo dovremmo probabilmente ripensare il nostro lavoro. Il nostro lavoro è un lavoro che si sviluppa nei cantieri e non sempre i cantieri sono vicini alle nostre sedi delle nostre aziende, per cui a volte i nostri operatori sono costretti ad andare in trasferta e questo credo che sia veramente una limitazione per molti giovani perché guardano magari altri tipi di lavoro, invece noi abbiamo bisogno dei giovani. Adesso stiamo attualmente cominciando a guardare alle maestranze estere. Ho sentito Già nel infatti. passato l'abbiamo fatto, abbiamo vissuto veramente anni in cui le maestranze che provenivano dai paesi dell'est, Albania, Romania, veramente hanno supportato, dato tanta forza lavoro alle nostre imprese. Adesso vengono meno perché tornano nei loro paesi. Abbiamo tutti i migranti che arrivano dall'Africa subsahariana. Stiamo sottoscrivendo anche un protocollo con il prefetto di Padova, noi, proprio per iniziare la formazione nelle nostre scuole di queste persone che vogliono magari rimanere nel nostro paese e imparare anche la nostra professione. E quindi tu capisci che qui c'è tanta scuola da fare, chiaramente in primis l'alfabetizzazione che però Infatti non è spetta, una cosa di poco non è conto. semplicissimo, Eh. è un percorso articolato che viene portato avanti insieme appunto alle prefetture, alle cooperative che dovrebbero fare le loro prime diciamo alfabetizzazioni e poi arrivare insomma nelle nostre scuole per essere formati innanzitutto dal punto di vista della sicurezza, perché il nostro, ricordiamo,
è un lavoro pericoloso, cioè comunque pericoloso, che ha un indice di pericolosità elevato e quindi proprio viene insegnata la formazione della sicurezza e poi la formazione anche professionalizzante proprio. Ecco, ho toccato questo tema che è molto importante, quello della sicurezza. Resta uno dei settori con maggiore incidentalità e purtroppo vediamo incidenti anche molto gravi, perché dove avviene un incidente non mortale può essere comunque un incidente che va a menomare e la persona gravemente e comunque compromette la vita anche stessa della famiglia. Se poi la persona purtroppo muore in questi incidenti, il settore edile, come diceva lei, è pericoloso, è una tragedia individuale, familiare per la società. È mai possibile che non si riesca a contenere il numero? Allora Elena, io innanzitutto voglio dire una cosa, che per noi anche un solo incidente mortale sul lavoro, una sola vita persa è troppa. Cioè noi imprenditori siamo veramente, in genere proprio anche per le dimensioni delle nostre imprese, per noi i nostri collaboratori sono quasi di famiglia, si può dire, per cui noi teniamo in primis alla sicurezza sul lavoro dei nostri operai. Non è semplice perché le variabili sono molte, non sempre tutte le variabili sono direttamente sotto il controllo. Io dico sempre, a volte anche negli incidenti stradali, non voglio assolutamente dare responsabilità o togliere responsabilità, però a volte succedono anche per la troppa sicurezza, per la troppa padronanza. È tipico per esempio negli incidenti stradali, i giovani quando rincasano a tarda ora, l'incidente succede a pochi metri quasi dall'abitazione, da pochi chilometri, Sì. perché cala l'attenzione. Lo stesso succede nel lavoro. Invece nel nostro lavoro non possiamo mai permetterci di far calare l'attenzione perché si lavora in quota, si lavora in spazi confinati, si lavora con attrezzature pesanti, importanti, che possono veramente far male se vengono a contatto con l'operatore. Le nostre scuole lavorano, noi abbiamo anche il CPT che è un comitato paritetico territoriale dove i nostri tecnici escono a supporto delle imprese. Io dico sempre veramente è una forma di collaborazione per le imprese quella che danno i nostri tecnici, perché escono a verificare i cantieri, a controllare che tutto sia in ordine e quindi veramente esorto le imprese a servirsi di questo servizio, che è un servizio gratuito e assolutamente utile. Ecco, questo è importantissimo. Ultimissima cosa, perché poi il tempo vola, manodopera, manca ancora la manodopera o siete riusciti in qualche modo a sopperire? No, manca molta manodopera. Cioè questo sarà, Elena, veramente il problema numero uno per il futuro del nostro settore, ma anche in tanti altri settori, essendo il problema del manufatturiero, ai settori, all'agricoltura, però noi veramente abbiamo bisogno di manodopera specializzata, ma anche manodopera, il manovale semplice. E come dicevo prima, adesso ci stiamo rivolgendo anche alle maestranze, ai migranti che Sì. arrivano dall'Africa. Vediamo se riusciamo a formarli al nostro lavoro. Una bella sfida, una bella sfida. Allora ne avete, e lei tra l'altro avendo assunto da poco anche questo mandato ha davanti delle belle sfide, anche dei bei progetti che magari ci renderete partecipi in prosieguo. La ringraziamo tantissimo Presidente, grazie di essere stata qui con noi. Grazie a voi, grazie a lei Elena. E speriamo di essere stati esaustivi nelle istanze che ci avevano posto i nostri telespettatori per quel che riguarda il settore. Continuate comunque a scriverci, a sollecitarci.